Venerdì 5 aprile, tarda mattinata, plesso dell'infanzia Giovanni Paolo II dell'Istituto Comprensivo Federico II del Villaggio Mosè. Attimi di paura e panico tra i docenti ed i bambini ospiti della scuola. Pezzi di intonaco e calcinacci si staccano dal cornicione esterno della struttura scolastica. Paura tra i docenti e gli alunni, numerose le lamentele anche da parte dei genitori e dei familiari dei bimbi che frequentano l'asilo, tra cui il signor Giuseppe Battaglia che ci riassume i fatti. Praticamente sono cadute non delle carceraggini, praticamente del cemento. Il cemento si è staccato dai cordoli della palazzina sia dal primo piano che dal secondo piano. Praticamente qua c'è un asilo che ci giocano come minimo 50 bambini. Se qualcuno di questi bambini si trovava magari nelle vicinanze dove sono caduti tutte queste cartinaggi oppure questo cemento, praticamente si andava non all'ospedale ma al cimitero, perché sono pezzi da 1 chilo, da 2 chili, non sono piccolini questi pezzi di cemento. Il fatto è avvenuto durante l'uscita dalla scuola. Della scuola. Quindi l'altro era pieno di bambini. Certo, tutto pieno di bambini, anche i genitori che qua praticamente vengono a prendere, tutti i genitori vengono a prendere i bambini. Come io da nonno vengo a prendere i miei nipoti. Lei guardi qua questo arco qua come è ridotto, praticamente prima o poi cadrà anche questo perché è tutto scoppiato il cemento. Quindi è una struttura che va monitorata per vedere se realmente è agibile, visto che sono presenti tutte queste lesioni. Sì, praticamente non è più, per me non è più agibile perché prima o poi, se lei guarda, hanno fatto dei ritocchi, ma prima o poi scoppierà anche dall'altra parte perché è tutto lesionato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che in giornata hanno delineato la zona di pericolo. Il preside Giuseppe Alfano ha segnalato l'accaduto all'ufficio tecnico del comune di Agrigento, che ha predisposto nella giornata di domani un accurato sopralluogo per accertare i danni ed avviare le procedure di ripristino e messa in sicurezza della scuola.